Ciao a tutti, mi chiamo Monica Gambarotto, sono guida turistica di Venezia, sono una delle Best Venice Guides. Tempo fa la mia amica e collega Laura Bumbalova mi ha chiesto di raccontare quali emozioni susciti nel visitatore il grandioso salone da ballo di Carezzonico. Laura ha perfettamente colto nel segno e in effetti sa benissimo che Carezzonico è in assoluto uno dei miei luoghi preferiti di Venezia. Immaginate, i Rezzonico giungono in città nel 600 dalla Lombardia e scoprono che a Venezia non esiste nemmeno un salone da ballo. Chissà cosa avranno pensato dei veneziani. In verità, in città le feste private si tenevano nel Portego, ovvero il lungo salone che attraversa in profondità ogni palazzo veneziano e che all'epoca univa scopi mercantili a scopi di diletto. Esiste un portego nel palazzo che i Rezzonico acquistano lungo Canal Grande, ma per loro non basta e chiedono pertanto all'architetto Massari di modificare l'edificio in modo da ottenere un grandioso salone e ne affideranno in seguito la decorazione ad un artista davvero originale, Giambattista Crosato, e dal geniale quadraturista Gerolamo Mengozzi Colonna. Saliamo anche noi quindi lo scalone monumentale, entriamo in questa sala e rimaniamo letteralmente senza fiato. Ci accoglie un gigantesco stemma, quello appunto della famiglia Rezzonico, ma subito dopo il nostro sguardo si posa sulle pareti affrescate che in perfetta illusione pittorica sembrano aprirsi sul paesaggio esterno oppure sulle sale attigue. Sembra quasi che lo spazio si dilati. Meravigliosi sono i lampadari originali, bellissime le sculture, le poltroncine di Andrea Brustolon. Tuttavia il nostro sguardo viene letteralmente catturato dal grandioso affresco sul soffitto. Il carro di Apollo, trainato dai 4 meravigliosi cavalli bianchi, solca il cielo per portare la luce ai 4 angoli della terra. Le 4 fanciulle, ciascuna con i propri simboli, rappresentano infatti l'Europa, l'Africa, l'Asia e l'America. Provate ad immaginare di partecipare ad un ballo in un salone come questo, magari indossando un costume settecentesco. Pensate di muovere qualche passo di minuetto, magari sulle note di una musica barocca. Un sogno, vero? Io vi aspetto per farvi vivere un'emozione incredibile, sperando che questo possa avvenire quanto prima. Un saluto a tutti, ciao!